Prevenzione e informazione anche oggi agli istituti scolastici Montalcini con i ragazzi e per i ragazzi. Oggi parleremo di prevenzione delle malattie cardiovascolari, ma non solo con i ragazzi appunto, ma anche con i professori, con le famiglie tutte, perché ritengo che la scuola sia anche questo, non solo didattica ma anche ascolto, informazione, dialogo, perché i ragazzi sono sempre numerosi, sono sempre presenti e pronti a fare delle domande alle quali appunto non avevano le risposte. Io ringrazio sentitamente la dottoressa Mariella Di Gricoli, sempre molto attenta e molto sensibile a queste tematiche, e la dottoressa Schembri e il dottor Davide Diana, dirigente medico cardiologo. Inoltre ringrazio tutti coloro i quali sono intervenuti, hanno partecipato, perché ripeto, questa diffusione, queste informazioni nelle scuole ritengo che sia necessaria, perché abbiamo purtroppo tantissimi problemi che non riguardano la didattica tra i giovani, e anche questo sarà sarà un modo per ritrovarsi, incontrarsi, dialogare e stare insieme.